non so se avete sentito questa cosa di Francesco Gabbani e Paola, X Factor, che insomma c'è stato un battibecco sul fatto che è più importante, più riconoscibile, più cosa, insomma, qual è più importante, la melodia o l'armonia? Gabbani diceva la melodia è riconoscibile, ma in effetti la melodia è quella che, insomma, tu ti ricordi. Normale, no? La melodia sia ai fini sia perché comunque depositi sempre la melodia, anche se poi c'è chi deposita anche armonia, cose, insomma, vabbè. Però è quello che fischetti, no? È la melodia che ti rimane in testa, giusto? Però Paola diceva, ma anche l'armonia, guarda che è importante, perché segna qualcosa di più intimo, di profondo. In effetti, se ci pensate bene, ha ragione anche lei. Facciamo un esempio. Avevo già fatto un video su questo. Se noi facciamo il Gatto e la Volpe, no? Quanta fretta, ma dove corri? Dove vai? Ok? Quindi noi conosciamo perfettamente come la melodia si incastra perfettamente con la melodia, con l'armonia, scusate. Quindi pensate a una visione scritta su pentagramma, ok? Quindi abbiamo una melodia. Mi, 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 re, re, ti, 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 ti. Sotto ci sono gli accordi. Do, no, 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 la minore. Quindi ad ogni, diciamo, sillaba, a diverse sillabe, corrisponde un accordo diverso. Cosa sto per dire? Che la musica non è solo fatta di melodia, ma è fatta di melodia e armonia, cioè melodia e accordi. Tam, ta, 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 ta. Quello non è solo quanta fretta, ma è quanta fretta più l'accordo, do. Quanta fretta, ma quindi c'è sia l'accordo. È un sapore diverso se noi cambiamo accordo, anche sulla stessa melodia. Se noi abbiamo la stessa melodia, mi, 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 re, mi, ok? E invece di do gli mettiamo, che ne so, sol. Mi, 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 re, mi. Vedete che è un sapore diverso. Certo, ora ho preso un accordo risolutivo, insomma, di quinta che non ci sta, però per farvi un esempio, possiamo cambiare gli accordi, ad esempio, di quanta fretta ma dove corre, che ne so. Quindi mi, vedete come la melodia sta sull'accordo, mi, quindi melodia e accordo è una cosa unica, è un senso unico. Se noi invece gli do quanta fretta ma dove corri, dove vai, proviamo a cambiare accordi e sentite come cambia tutto il sapore del brano. Quindi la melodia è sempre quella, facciamo così. Facciamo. Quanta fretta, ma dove corri? Dove vai? Vedete come cambia? Se ci ascolti per un momento, la melodia è sempre quella, però è tutt'altro sapore. Quindi non è proprio errato quello che diceva Paola, che alcuni hanno criticato la melodia. Cioè, sono tutti e due giusti. Prendiamo un altro brano, che ne so. Battisti, non sarà un'avventura. Na 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 na. Na na na. Mi sto divertendo a cantare. Ok? Proviamo a cambiare accordi, invece la melodia è sempre quella, non sarà un'avventura, cambia accordo, non può essere, na, na, na. Non c'è perché, però, na, 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 na. Ho messo minore, na, na, na. Sta venendo un po' male. Aspetta, proviamoci insieme. Non sarà per non mettere gli accordi relativi, però non sarà, proviamo così. Un'avventura. Facciamo un altro accordo. Non può essere soltanto una donna. Vedete, ho cambiato giro armonico. Da sol, si minore, mi, ho fatto una progressione. Non sarà ho fatto una progressione. Voi il brano lo conoscete in questo modo, quindi non lo riconoscerete come
brano come è nato, ma un altro tipo di brano, però ci sta. Se voi aveste ascoltato questo brano che ho fatto io, vi sembrava strana quell'altra? Cioè per far capire che la musica, oltre a avere ritmo, ma è fatto anche di armonia e melodia insieme. Quindi armonia più melodia uguale musica, più ritmo ovviamente. Quindi non è tutto sbagliato. Nell'antica Grecia, quando parlavano di modi, esisteva il modo dorico, il modo ionico, non era solo una distinzione di intervalli, sì, era sicuramente la distinzione tra un do re mi fa o do re mi fa, do re mi, così, era sicuramente dei tetracordi, quindi insomma la distinzione tra i toni, ma era anche uno stile. Quando dicevano suoniamo in stile dorico, in stile lidio, era proprio una regione della Grecia, che si chiamava in quel modo, dove indicava proprio lo stile, non solo gli intervalli, ma il mood, ed è questo il senso. Quando noi siamo una tarantella, ad esempio, è un modo, diciamo, di tarantella, ma non è solo la melodia. Ma è anche lo stile, tutto quanto. Quindi non è solo un discorso di melodia, ma è tutto un mondo, ecco così, o un mood, diciamo. E poi su questo si basa anche un certo scienziato, ma anche musicista, Rameau, Jean-Philippe Rameau, che ne fece una teoria. Ed è molto importante perché lui dice, dall'accordo nasce la melodia. Se noi, dall'armonico di un accordo, se noi prendiamo Do, Mi, Sol, Do, ve la faccio breve, non voglio annoiarvi, Do, Mi, Sol, Do, le note della melodia devono stare tra queste note, tra Do, Mi, Sol, Do, devono giocare su queste perché fanno parte anche degli armonici di Do. Do, Do, Sol, Mi, così via. Da qui poi nasce l'armonia funzionale, quello che usiamo tutt'oggi noi, Do, tonica, sopratonica, così, dominante così. Una scienza fondata proprio sull'armonia. Quindi c'è molto da riflettere su quello che hanno detto, sul battibecco che c'è stato tra Gabbani e Paola. Poi non so, ditemi la vostra.